Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di un quadrante radiostesico molto famoso che pochi usano, perché molte persone mi chiedono: ma per me va bene questo circuito o quanto tempo devo utilizzarlo? E quindi lo guarderemo, lo rispolvereremo, ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di De Gara Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri social, Facebook e Twitter, ed eventualmente anche nel sito capitano.altrevisto.org. Qui sotto ci sono i link in descrizione. Sapete anche che un consulto costa 20 euro e dura 45 minuti con Sibili e Pendolino per indagini radiostesiche. Io vi ricordo che nel canale capitano.altrevisto.org abbiamo la possibilità di offrire dei servizi a pagamento, chiaramente nella zona shop. Bene, molte persone, riprendo il discorso, molte persone mi contattano e mi chiedono: ma per me funziona, io devo utilizzare questo più mesi e quant'altro. Noi abbiamo un quadrante radiostesico molto importante che il Marietto Veneziano ha messo gratuitamente nel sito capitano.altrevisto.org e lo rimette periodicamente nei vari social, proprio per si può stampare, ed è questo qui. Lo possono utilizzare tutti, vedete? E qui voi fate la domanda che meglio credete, il sì e il no chiaramente, e poi c'è il disimpegnatore. Per chi vede per la prima volta questo quadrante radiostesico lo può trovare tranquillamente nel sito del capitano.altrevisto.org, se non l'ha trovato da altri. Poi è chiaro, ci sono altre informazioni importanti che si possono utilizzare, tipo i Bovis, il circuito del quadrante radiostesico per i Bovis, che serve chiaramente a valutare varie situazioni a livello vibrazionale. Però quando qualcuno mi contatta, ma io posso utilizzarlo, cercate sempre, prima di interpellare il vostro marito veneziano, di chiedere al quadrante radiostesico del sì e del no. Questo è importantissimo. Poi un'altra cosa importantissima, prima di utilizzare i circuiti i quadranti radiostesici, sempre farsi un cerchietto di fuoco e un ovetto colorato proprio per entrare nella protezione massima, no? Se non sapete come si fa, basta andare nel canale YouTube di Degano Maretto Veneziano, si cerca ovetto colorato e cerchio di fuoco. Si dovrebbe fare anche ogni sera prima di andare a letto a dormire e ogni mattina prima di alzarsi, così da entrare nel circolo della vita protetti e corazzati. Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto per queste micropillole e ricordatevi, questo è il quadrante radiostesico per chiedere sì o no di un qualsiasi cosa. Poi importante, se non avete un pendolino, non avete possibilità economiche di acquistarlo, potete usare anche un filo con un bottone, perché alcuni mi dicono: ma io non ho un pendolino, no? Chiaro che quando si entra nel mondo esoterico, in questo caso nella rabdomanzia che è divisa in radiostesia e radionica, il minimo è avere un pendolino. Però se non si vuole fare questo investimento, perché per il momento si è un po' ai primi anni, allora il vostro marietto veneziano vi consiglia un bottone o un sassolino con dello spago o con del filo semplice. Si hanno gli stessi risultati. Un'altra cosa importante è cercare la pace mentale. Questo avviene tramite, ad esempio, una meditazione OM mentre si fa la domanda. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.